Quei soldi, risparmi di una vita, li avrebbe fatti fruttare lui, aveva promesso investimenti sicuri e così aveva convinto due famiglie trevigiane ad affidarsi a lui, agente assicurativo iscritto al registro unico degli intermediari. Un versamento dopo l'altro e goccia dopo goccia l'uomo, un trevigiano di 50 anni, padre di famiglia, è riuscito a far transitare fino a 150.000 euro sul suo conto, prosciugando quelli di chi si stava affidando di lui. È stata la Guardia di Finanza di Treviso a scoprire la truffa partendo proprio dalla segnalazione delle due famiglie che quando hanno iniziato a chiedere di disinvestire si sono sentite rispondere di no. In base alle indagini bancarie abbiamo verificato che il truffatore, che tra l'altro si spacciava anche per funzionario di varie società di assicurazioni, spendeva il denaro per finalità personali, senza ovviamente utilizzarlo per l'acquisto dei prodotti assicurativi. Per mesi ha condiviso pranzi e cene con le sue vittime. Alle coppie di cui era diventato amico presentava moduli precompilati apparentemente intestati a grandi compagnie assicurative e poi consegnava falsi resoconti sullo stato degli investimenti. Non solo. Abbiamo accertato che dal 2016 al 2022 il contribuente non ha dichiarato compensi per circa 280.000 euro, che sono stati quindi sottoposti a tassazione con il recupero di imposte per 150.000 euro. Oltre alla truffa anche un danno erariale. L'uomo ha operato come agente assicurativo per 5 anni con questa modalità. A suo carico ora una denuncia per il reato di truffa aggravata dal danno di rilevante entità e sostituzione di persona. Il comando trevigiano della Guardia di Finanza di Treviso, costantemente impegnato a tutelare il risparmio, raccomanda ai cittadini attenzione. Mai firmare assegni senza l'indicazione del beneficiario, piuttosto prediligere sempre il bonifico bancario che indica la causale con il riferimento al numero di polizza che è stato acquistato. È il 117 il numero da chiamare in caso di sospetti.